siamo qui davanti a questi borghi più belli d'Italia, tra l'altro con Follina che è diventata arancione, giusto? Sì, Follina è diventata anche arancione dopo essere diventata anche città slow. Abbiamo completato così la nostra offerta turistica a 360 gradi a tutto il mondo turistico, perché pensiamo così di poter offrire a tutti i turisti qualcosa di bello da vedere a Follina sotto tutti gli aspetti. Oggi per me, dopo essere anche uscito da questo brutto periodo, è un'emozione enorme essere qua insieme ai miei concittadini, essere qua insieme alle mie associazioni per ricominciare a vivere. Vogliamo che un po' alla volta, magari con tanta accortezza da parte di tutti, perché così purtroppo è, dovremmo convivere ancora per un po' con questa brutta bestiaccia, per cui con un po' di accortezza vogliamo ritornare alla nostra vita normale, alle nostre relazioni che sono quelle che ci mancano tanto. Proprio un segno di ripartenza, un segno che vogliamo dare non solo ai follinesi ma un po' a tutti quanti, quindi il ritrovarsi con le misure di sicurezza, eliminando quelle che sono le vie più strette, quindi garantendo anche la sicurezza a chi viene ai mercatini di Follina e soprattutto anche agli espositori che hanno voglia e bisogno di lavorare. Abbiamo già detto appunto che ci sarà l'obbligo della mascherina, chiaramente, intanto adesso è partita la banda e quindi ci rallegra e ci darà il buon Natale, poi la presentazione, il taglio del nastro, insomma è fatta. È fatta, siamo partiti, adesso comanda il tempo ma le previsioni dicono bello, quindi invito tutti veramente a venire a trovare i mercatini di Follina perché ne vale la pena. Peraltro quest'anno gli espositori hanno degli articoli bellissimi, nuovi, veramente da acquistare per i regali natalizi. Buon Natale! Grazie a tutti voi! Finalmente dopo 2 anni di stop è stato molto difficile organizzarlo, non è stato sicuramente facile, è 2 mesi che lavoriamo sodo, ogni 15 giorni cambiavano le regole, quindi ci stiamo adattando tutti i giorni, anche lunedì cambierà qualcosa, però andiamo avanti e siamo fiduciosi. Viene da un paese arancione in un altro paese arancione, questo di Follina. Ci sono 12 paesi arancioni nel Veneto, che è un grandissimo orgoglio, ci permetterà ancora di più di valorizzare i nostri bellissimi borghi che hanno cultura, storia e che possono avere una vicinanza enogastronomica da far conoscere non soltanto l'Italia ma il mondo intero, e per cui dobbiamo guardare veramente con grandissima fiducia al prossimo futuro anche attraverso questi mercatini che danno un grande stimolo, sempre rispettando la sicurezza, perché c'è ancora il coronavirus e noi tutti quanti insieme lo stiamo combattendo con grandissimo senso di comunità. Musiche di Natale in sottofondo, lo ha sottolineato, insomma questa è l'Italia, questi sono i borghi, questa è la nostra terra. Questa è una terra bellissima, l'Italia è un vanto poter anche dimostrare al mondo intero che davanti al coronavirus siamo tra i paesi migliori in Europa, e poi non solo, stiamo crescendo come locomotiva d'Europa con un 6,3% di PIL a cui tutti guardano, perché di fatto insomma stiamo dimostrando tutte le nostre capacità manifatturiere del Made in Italy e un'organizzazione del lavoro. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro comune ed affrontare le prossime sfide ancora con maggiore senso di unità. Abbiamo tutto il PNRR e dobbiamo riuscire a passare l'inverno a combattere questo coronavirus e a vincere questa pandemia. Siamo fermati qui alla casetta o allo stand, insomma, della Fruttera con Savino. Buona serata. Che cosa proponete qui? Vedo prodotti di stagione. Essenzialmente di prodotti di stagione come gli agrumi, arance siciliane, clementine calabresi, arance molto naturali perché vengono da una zona speciale. Provare, anche chi le prenderà, c'è il QR code da vedere, tutta la filiera di questi produttori. Poi abbiamo le noci della diocesi di Vittorio Veneto e i vari radicchi dei produttori locali.
valorizziamo tantissimo tutti quelli che sono i produttori locali, a cui noi ci teniamo tanto proprio per la freschezza, per la qualità e ancora per la genuinità che riescono a dare, perciò proprio ci teniamo. E poi abbiamo i prodotti che trasformiamo noi, trasformiamo delle composte di frutta, l'80% di frutta con zucchero di canna biologico e cerchiamo appunto di valorizzare. 80% di frutta uno mangia il prodotto, non mangia zuccheri o prodotti alterati, insomma. Ricordiamo dove si trova la fruttera? Fruttera si trova a Pieve di Soligo in via San Pio X 11 e a Conegliano in via Einaudi numero 9. Se venite qui ai mercatini di Natale appunto di Follina avrete anche un omaggio di quella carobola. Quella è per tradizione, proprio anche per i giovani che magari non ricordano più e vi attendiamo più numerosi. Grazie mille, buona serata. Grazie.